Molti i temi al centro della protesta che oggi ha portato gli studenti di tutta Italia a scendere in piazza. Forti le proteste contro il governo giallo-verde di Salvini e Di Maio, accusato di non spendere a sufficienza per l'istruzione e per non dare una speranza ai giovani del futuro. Critiche anche per il decreto scuole sicure, con gli studenti che sfilano con foglie di marijuana disegnate e spinelli giganti contro i cani antidroga e il proibizionismo. Motivo di protesta per gli studenti universitari è la chiusura della mensa San Francesco, che ad oggi serviva a circa 1 migliaio di studenti. E ancora sul piatto della manifestazione anche l'alternanza scuola-lavoro e la sicurezza degli edifici scolastici. Sfishambar Channel News, Padova.